Al telefono Riccardo Mancin, responsabile per il nostro territorio di Plastic Free, perché anche domenica 11, hanno avuto un'altra raccolta con centinaia di adesioni e quindi da lui vogliamo capirne un po' di più e capire perché Plastic Free sta diventando una realtà importante. Ciao Leandro, sì, è stata una bella mattinata di civiltà e di rispetto, come dico sempre io, perché abbiamo avuto veramente tante adesioni da tutto il Veneto, ma anche da fuori regione, un po' meno dai locali, e questo mi crea un po' di amarezza, però la strada è lunga, quindi confido che nel tempo anche la popolazione del posto prenda coscienza, ecco. E Plastic Free sta prendendo sempre più piede perché è concreta, perché è determinata, perché agisce, quindi noi diamo molto valore all'azione e un po' meno alle chiacchiere. Sono stati raccolti più di 2000 kg di rifiuti, lo chiedo ogni volta, sono rifiuti dati dai turisti oppure purtroppo il Po che porta questi rifiuti? Ma è un po' un insieme. Allora, nell'ambito della stagione ovviamente qualcosa viene anche lasciato dal turista, mordi e fuggi, e ci sta, purtroppo questo fa parte del DNA del turista, ahimè, lasciare anche il ricordino, però la maggior parte dei rifiuti che abbiamo trovato è rifiuti che viene dal Po o comunque arriva con le mareggiate, molti scarti del settore ittico, quindi reti, retine, boe, polistirolo, e poi abbiamo trovato pneumatici, bombole del gas, insomma un po' di tutto, ingombranti. Quello che notiamo è che è trasversale, che come età abbiamo visto foto con bambini ma anche foto di over 60, e quindi è la necessità di ritornare a un rispetto alla natura, e voi ne state facendo appunto di questo, penso, una missione. Esatto, sì, i tempi sono maturi, io credo che ormai sia imprescindibile avere un po' più di consapevolezza, perché spesso manca proprio questa, cioè manca la percezione della situazione, o magari però c'è un po' più di superficialità, quindi il nostro compito è quello di sensibilizzare, di portare le persone ad avvicinarsi a queste realtà, a queste attività, per prendere coscienza e cominciare a cambiare già nel quotidiano, e vediamo partecipazioni di adulti, di tante famiglie con bimbi. Un po' il target assente è quello dell'adolescenza, e ci stiamo lavorando con qualche progettino, e poi abbiamo anche le scuole, come ben sai, quindi adesso con l'anno nuovo, Covid permettendo, entreremo anche lì. Riccardo, io ti ringrazio come cittadino, come polesano, naturalmente ringrazio Plastic Free e complimenti veramente per quello che riuscite a fare. Grazie di cuore Leandro, grazie, buona giornata. Noi siamo... Applauso!